Noi veniamo da 20 anni di promesse politiche, di proposte più o meno credibili di federalismo, di devolution, di Padania. 20 anni in cui persone più o meno in buona fede, più o meno capaci, hanno proposto di tutto, però hanno fatto fondamentalmente un errore che a nostro avviso è madornale, che è quello di pensare di andare a Roma e di chiedere a Roma di concedere qualcosa al Veneto. I veneti in Italia sono una minoranza e i nostri parlamentari a Roma sono sempre stati, sempre saranno, una minoranza. E allora chiedere ai parlamentari eletti in Calabria, eletti in Campania, eletti in Puglia, di votare a favore del Veneto e quindi contro i loro interessi fondamentalmente, è questa sì una grande utopia. Perché il problema sta qui di fatto, che il Veneto paga ogni anno 70 miliardi di tasse e di imposte e, ad essere ottimisti, ne riceve in cambio 50 in termini di trasferimenti, di servizi e di costo generale dello Stato. Mancano all'appello 20 miliardi che vanno a Roma e da qui vanno nelle tasche dei politici, dei mafiosi e in qualche maniera comunque fanno sì che ci sia un circolo vizioso che porti sì la gente del Sud a votare questi politici che di fatto sono quelli che tengono fermo il sistema Italia. La nostra via è diversa, parte dal fatto di chiedere alla gente, ai veneti, di scegliere in maniera democratica e pacifica un futuro diverso. Noi non ci inventiamo niente in realtà, stiamo seguendo quello che in Europa stanno facendo altri paesi e altri popoli. Vale la pena ricordare che nel 2014 in Scozia ci sarà un referendum indetto dal governo scozzese che chiederà al popolo se vuole ottenere l'indipendenza e creare uno Stato autonomo all'interno dell'Unione Europea staccato dal Regno Unito. Questo succede in Scozia fra 2 anni, questo è successo l'anno scorso in Groenlandia, che si è di fatto resa indipendente dalla Danimarca, è successo in Montenegro con un referendum sotto giurisdizione internazionale che ha reso il Montenegro appunto indipendente e in Catalogna il governo catalano sta seguendo la stessa strada. Altre realtà sono in ritardo in Europa ma stanno seguendo questa via che è l'unica via per dare di nuovo dignità e libertà alle piccole patrie. Piccole patrie come quella veneta che per 1100 anni sono state indipendenti e oggi hanno un'altra occasione storica. L'Italia è un sistema politico che ormai è alla frutta, abbiamo un debito pubblico che è abnorme, che è di 1900 miliardi e in realtà è molto più alto perché a questa cifra dobbiamo aggiungere anche i debiti che lo Stato ha verso i propri fornitori e i debiti di tutte le amministrazioni locali e questo debito è ormai insostenibile. Allora noi abbiamo 2 alternative, o seguiamo l'Italia verso un lungo e lento declino che farà sì che il Veneto diventi da quella che era una volta, non tanti anni fa, 10 anni fa, un'isola felice dove era facile avere un posto di lavoro, potersi fare una famiglia, creare una piccola impresa, creare ricchezza e in pochi anni rischiamo di perdere tutto questo e di arrivarci a far sì che il Veneto diventi, non dico un paese del terzo mondo, ma veramente un paese di secondo ordine. L'alternativa per il Veneto è di fatto decidere in maniera indipendente di avere un altro futuro, di restare all'interno dell'Unione Europea, di restare legato ai paesi più forti, alla Germania, alla Francia, all'Olanda e di far sì che di nuovo, come una volta, siano i veneti stessi a governarci. Questo è l'obiettivo di Veneto Stato, questo è quello che chiediamo ai veneti. Dateci la possibilità di dare a voi la possibilità di scegliere.